Filo diretto. Buongiorno carissimi amici di RPL, benvenuti al consueto appuntamento del giovedì a quest'ora con la trasmissione legata ai temi europei. Il numero per intervenire in diretta, ve lo ricordo, è lo 0266 20 35 29, poi vi ricordo anche il numero WhatsApp che è il 346 64 277 56. Andiamo a vedere le notizie che ci giungono dall'Europa. Vediamo un po' le ultime notizie. Una notizia che riguarda la Brexit. Oettinger dice qualsiasi sia il governo della Gran Bretagna dovrà pagare. Occorre che Londra paghi il conto se vuole un rapporto futuro. Qualsiasi governo ci sarà a Londra dovrà onorare il conto della Brexit se vorrà assicurare che ci sia un rapporto futuro tra l'Unione Europea ed il Regno Unito. Così il commissario europeo Oettinger risponde alle domande dei giornalisti. Bruxelles ribadisce così la sua posizione dopo che Boris Johnson, favorito nella corsa alla successione alla premier Theresa May, nei giorni scorsi aveva minacciato di non pagare il conto della Brexit se l'Unione Europea non accetterà di rinegoziare l'accordo. La notizia del gruppo sovranista, il neogruppo Identità e Democrazia, la prima forza sovranista al Parlamento europeo, farà di noi il quarto gruppo per dimensione, metterà in atto politiche differenti rispetto al passato. Lo ha affermato Marine Le Pen alla conferenza stampa del lancio della formazione all'Eurocamera. Questo è il momento del cambiamento, ha aggiunto, è finito l'isolamento nei nostri confronti, dicendo poi che l'Europa è in una fase di negazione totale della realtà perché vanno avanti come se nulla fosse cambiato. Marine Le Pen è inoltre convinta che il nuovo gruppo Identità e Democrazia, che conta 73 membri, grazie alle convergenze con altri partiti politici, potrebbe permettere l'emergere di un gruppo, di un blocco sovranista di circa 200 soggetti che avrà un maggior impatto sui futuri equilibri e andrà anche a cambiare la realtà in Europa. Allora, in collegamento telefonico con noi abbiamo Alessandro Rico, giornalista della Verità, amico di RPL. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Grazie mille, sento un'ambulanza, se non sbaglio Alessandro. Forse c'è una finestra aperta. Non fa niente. Aspetta che la chiudiamo. E poi ringrazio Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti. Allora, grazie mille. Francesco, tu dove ti trovi oggi di bello? Mi trovo a Roma. Ecco, tu vivi a Roma, giusto? Io vivo a Roma, sì. Ecco, benissimo. Invece Alessandro, dove ti trovi tu di bello? Io sono a Milano, zona Stazione Centrale. Ah, tu sei in zona Stazione Centrale, perfetto. Sì. Allora, ragazzi, incominciamo perché i temi sono tanti. Purtroppo Marco Zanni non può essere qui con noi perché, come abbiamo sentito, è impegnato nella conferenza stampa di presentazione di questo nuovo gruppo Identità e Democrazia, ma sarà con noi giovedì prossimo. Comunque, Alessandro, vorrei incominciare da te a parlare della richiesta fatta dal presidente francese Emmanuel Macron ad Angela Merkel, no? È perché sarebbe pronto a sostenere la candidatura di Angela Merkel a presidente della Commissione europea. Tu che ne pensi di questa richiesta del presidente francese? Sì, in realtà bisogna capire anche fino a che punto sia una richiesta sincera o fino a che punto invece non faccia parte, diciamo, dei giochi di posizione che si fanno in questo periodo che precede l'ufficializzazione delle nomine che poi andranno ratificate. Sì. È la cosa più curiosa di tutte, a parte ovviamente il rapporto tra Macron e la Merkel ultimamente si è un po' incrinato, sì, perché nonostante la firma di accordi franco-tedeschi nei mesi scorsi, in realtà dalla Germania c'è stata sempre una sostanziale freddezza rispetto alle proposte di riforma dell'Eurozona. La cosa curiosa però qual è? Che proprio nel giorno in cui usciva questa proposta è uscita anche la pubblicazione di questo saggio
sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che riapre... Alessandro, scusami, ti chiedo di avvicinare un po' il telefono alla... No, ce l'ho proprio vicino. Ah, ok, ok, perché ti sentiamo un po' lontano. Comunque tu mi senti? Io mi sento bene, il mio telefono più di così... Va bene, ok, allora vai, tranquillo. No, dicevo, proprio nel giorno in cui usciva questa proposta di Macron, veniva pubblicato sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung questo saggio che riapre il dibattito sulla cancelliera Merkel come spia della Stasi, cioè della polizia segreta della Repubblica Democratica Tedesca, dove la Merkel viveva. Sì. Il tema qual è? In realtà non è una novità. Già in passato si era detto che ci fosse questo agente identificato come Im Erika, laddove Im sta per Inoffiziell Mitarbeiterin. Sì. Chiedo scusa ai germanofoni se la pronuncia non è perfetta, cioè sarebbe una collaboratrice non ufficiale, il cui nome in codice sarebbe stato appunto Erika e che doveva essere la Merkel. Ora non sono ovviamente mai arrivate conferme di questa cosa, ma il tema qual è? Che non sono mai arrivate neppure smentite, anzi la Merkel in passato aveva ammesso di essere stata avvicinata alla fine degli anni 70 proprio da alcuni agenti della Stasi che volevano coinvolgerla come informatrice. Il tema qual è? Che non è che questi qua avvicinavano chiunque, cioè per essere avvicinati dalla Stasi bisognava essere identificati come soggetti ideologicamente molto vicini al regime comunista filosovietico. Per questo è curiosa questa cosa, che proprio nel periodo in cui c'è il trionfo dell'euroscetticismo e la Merkel viene chiamata da Macron, chissà quanto sinceramente, a guidare una futura Commissione europea, riescono fuori le voci sulla Merkel alla Stasi. Quindi una spia della Stasi a capo della Commissione europea sarebbe davvero il colmo. Certo. Francesco, tu che ne pensi? Ma se la Merkel davvero fosse stata una spia della Stasi, credo neanche uno dei migliori romanzi criminali o perlomeno gialli della storia della letteratura italiana del Novecento, neanche Simenon si sarebbe immaginato una plot e una storia di questo genere. Battute a parte, è chiaro che nonostante, come diceva giustamente Alessandro, vi siano anche a causa di questa notizia che è uscita, ma anche per altri dossier che sono aperti sul tavolo, alcune incrinature nel rapporto tra la Francia e la Germania, continua ad essere decisamente più saldo il rapporto che c'è tra questi due stati, o perlomeno chi governa questi due stati, quindi dal lato Merkel e dall'altro lato Macron, rispetto a quelli che possono essere poi i rapporti con l'Italia piuttosto che con altre grandi nazioni, mi viene in mente la Polonia a livello europeo. E quindi è chiaro che la Merkel da un lato e dall'altro lato Macron faranno un gioco di sponda per cercare di eleggere all'interno di quelle che sono le istituzioni europee e soprattutto quelli che sono i ruoli chiave, perché ci sono dei ruoli chiave in scadenza dove l'Italia aveva un presidente del Parlamento europeo, ma c'è anche e soprattutto la partita che si giocherà nei prossimi mesi della BCE, che andrà poi a influire decisamente di più anche rispetto a quella che è la composizione del Parlamento europeo, e nella nomina di questi due ambiti va da sé che Germania e Francia cercheranno di fare sponda comune, cosa che va evitata visto che si governa ad oggi la Francia e la Germania, e quindi bisogna cercare delle soluzioni alternative. Da questo punto di vista la notizia della nascita finalmente di quello che è il gruppo chiave della cosiddetta internazionale sovranista, anche se abbiamo visto essere un termine forse non pienamente corretto, che ha una valenza anche ossimorica, ma di sicuro una grande alleanza tra le forze sovraniste, quindi la nascita del gruppo di Identity and Democracy, a cui hanno aderito 73 eurodeputati di 9 paesi, con anche all'interno dei partiti molto importanti sia in Germania che in Francia c'è la FDP, ma soprattutto c'è la Le Pen, e la Le Pen, non ci dimentichiamo che in queste elezioni europee è stato il primo partito eletto all'interno della Francia. Quindi avere un grande gruppo sovranista con all'interno una forza come il Rassemblement National, dall'altro lato la SD, ma non solo, perché sono anche altre le componenti, oltre ovviamente la Lega di Matteo Salvini per l'Italia, può essere sicuramente uno strumento di pressione, facendo gioca di sponda con l'altro grande gruppo, quello dell'ECR,
per cercare di aver voce in capitolo soprattutto nella scelta di quelle che sono le commissioni europee. Concludo dicendo che la scelta della Commissione europea, che come tutti gli Stati membri spetterà anche all'Italia, è strategica. Salvini ha richiesto una commissione in ambito economico ed è chiaro che per il nostro paese sarebbe un'importante vittoria riuscire ad ottenere una commissione che abbia un impatto reale su quelle che sono le politiche economiche dell'Unione Europea e conseguentemente possa avere poi voce in capitolo anche rispetto a quelle che sono le decisioni nei confronti dell'Italia, evitando queste ennesime procedure di infrazione o letterine che ci stanno arrivando. Assolutamente sì. Alessandro, abbiamo visto Marco Zanni è stato eletto presidente di questo gruppo sovranista. Tu se hai letto delle notizie delle ultime ore, no? Se c'è stata questa conferenza stampa, cosa si è detto, non lo so. Sì, guarda, io innanzitutto segnalerei ribadirei anzi quello che già diceva Francesco, cioè l'importanza di questo traguardo, soprattutto dopo giorni, dopo settimane in cui si era detto vedete, i sovranisti non riescono a fare gruppo, in realtà non c'è stata alcuna ondata sovranista perché poi si dirà che si divideranno. Secondo me tutta questa cosa che è avvenuta in questi giorni va non solo nella direzione di un'unità tra i principali gruppi sovranisti, che poi sono quello leghista e quello francese, ma anche nell'allargamento di questo nucleo portante di 73 deputati, se non vado errato, alle altre forze a vario titolo euroscettiche, realizzando quello che era stato il consiglio di Steve Bannon, cioè anche se non si forma un unico grande gruppo, un unico supergruppo sovranista al Parlamento europeo, è importante però coordinare l'attività all'Europarlamento e quindi magari anche mettersi d'accordo su come votare i provvedimenti. E questo significa inevitabilmente che il prossimo Europarlamento e la prossima Commissione europea non potranno non tenere conto della versione dei sovranisti sull'Europa. Ecco, ma sui nomi, no, Francesco, sui nomi dei prossimi commissari, no? Perché ad esempio Dombrovskis è stato designato dal governo lettone come commissario per il prossimo esecutivo, no? Che nomi circolano in queste ultime ore? Ma i nomi che circolano sono vari. Certo che l'auspicio per l'Italia sarebbe anche riuscire ad ottenere un nome proprio legato al nostro paese. C'è il grande sogno di Giorgetti, diciamo, che è un nome che è tornato in varie occasioni alla ribalta delle cronache. È chiaro che Giorgetti continua ad avere un ruolo molto importante all'interno del governo italiano, quindi è difficile poi possa magari riuscire ad ottenere questo ruolo a livello europeo. È chiaro che ancora è difficile riuscire ad individuare dei singoli nomi all'interno dell'ambito non tanto più progressista, se vogliamo utilizzare questo termine, bensì nell'ambito conservatore e nell'ambito sovranista. È chiaro che il PPE continua ad avere un ruolo molto importante in quella che sarà la designazione dei singoli commissari, visto proprio la presenza anche ingombrante di Angela Merkel, che ha ottenuto e comunque è risultata in Germania il partito con il maggior numero di seggi e quindi andrà a decidere anche ad aver voce in capitolo. E poi non dobbiamo dimenticarci della possibilità della scelta nella designazione dei singoli nomi di una grande alleanza a quattro. In Italia lo disse qualche mese fa a mo' di battuta, diciamo, Silvio Berlusconi in una trasmissione televisiva. Non venne preso tanto sul serio, ma evidentemente sapeva un qualcosa che si sarebbe poi potuto realizzare, ovvero una grande alleanza che vada a includere non solo il PPE, non solo i socialdemocratici, ma vada a includere anche i Verdi e l'Alde. Quindi i liberali europei, e poi qua sarebbe interessante aprire a fare un approfondimento su questo tema qua, il fatto che poi i liberali, coloro i quali utilizzano il termine liberale a livello europeo, in realtà hanno perso gran parte di quello che è il vero e reale spirito del liberalismo classico di matrice più anglosassone, ma fatto sta che i liberali sono oggi rappresentati dall'Alde e dall'altro lato c'è un altro tema che nel nostro paese non viene molto spesso citato, visto il risultato abbastanza scarso che hanno fatto in Italia i Verdi, raggiungendo il 2%, peraltro comunque raddoppiando quello che è la sinistra di Fratoianni, che è scomparsa totalmente dai radar, e questo è un po' un termometro di come sono cambiate nel corso degli anni anche le esigenze
degli italiani, però a livello europeo i Verdi hanno ottenuto degli importanti risultati, hanno quasi raddoppiato i seggi, quindi anche questa componente nella nomina dei singoli commissari, nella nomina delle posizioni chiave avranno sicuramente un impatto importante e credo che, lo diciamo oggi, poi vedremo se sarà così, credo che i prossimi 5 anni di Parlamento europeo e di Commissione europee, sicuramente quelle che sono le politiche ambientali, sicuramente quello che è l'impatto dei Verdi o comunque dei Fridays for Future, che sono stati rappresentati da Greta Thunberg, molto spesso strumentalizzata, che però ha avuto da un punto di vista elettorale un ritorno soprattutto nei paesi scandinavi, in Germania, in Francia e non solo, avrà un impatto decisivo sulle politiche dell'Unione Europea. Benissimo, allora ragazzi, vi faccio la prossima domanda, poi abbiamo alcuni minuti di pubblicità. Juncker dice l'Italia rischia una procedura per anni, invece il Premier Conte dice convinti della nostra linea, non è recessiva. Parliamo dopo appunto di quali saranno i prossimi passi, le prossime mosse dell'Italia nei confronti dell'Europa. A tra poco. E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissimi amici di RPL, in collegamento telefonico con noi abbiamo Alessandro Rico, giornalista della Verità, Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tattarella. Tra pochissimo, ora non so se abbiamo già in linea Lorenzo Castellani, politologo della LUISS, Giulio al di là del vetro tra poco lo chiama, ma abbiamo una nostra co-conduttrice, carissimi ragazzi, perché c'è la signora Lisetta che ci chiama sempre. Conduttrice di che cosa? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, devo dire che la questione immigrazione rimane sempre irrisolta. E la Cina, loro signori, secondo me, ambisce a prendersi i fiori all'occhiello dell'industria europea. Poi, sempre secondo me, i costituzionalisti dovrebbero verificare la necessità di una modifica dei trattati europei. Sarebbe la più grande riforma dell'Europa, che farebbe dei cittadini europei i veri sovrani del sistema politico europeo e del Parlamento europeo. Sì. E poi aggiungo anche auguroni al signor Antonio Werner, che oggi è il suo onomastico. Grazie mille. Un saluto a tutti. Grazie mille alla signora Lisetta. Allora Alessandro, non so se vuoi aggiungere qualcosa su quello che ha detto. No, io aggiungo che ti faccio gli auguri anch'io. Grazie. È fondamentale Sant'Antonio da Padova. Sì, è conosciuto. Cioè, è un nome comune. Tornerei direttamente, entrerei a gamba tesa sul tema Conte, nomine, Juncker, procedura di infrazione, se certo. La proposta. Sì. No, perché sul tema procedura di infrazione c'è da dire che persino Carlo Cottarelli, quindi stiamo parlando di Carlo Cottarelli, sì. famoso premier mancato,
Nella breve intervista che gli ho fatto l'altro giorno si diceva sorpreso dal fatto che una commissione uscente, quindi anche politicamente indebolita dal voto, sia arrivata a un tale livello di scontro con il governo italiano. Sì. Peraltro, a quanto pare, anche i cosiddetti Sherpa dell'Ecofin, cioè della riunione dei ministri economici dell'area europea, avrebbero adottato la risoluzione del Parlamento europeo, per cui c'è sull'idea di avviare una procedura di infrazione. Ovviamente decisioni ufficiali si avranno soltanto nella riunione di luglio, quando eventualmente gli Stati membri decideranno se avviare la procedura di infrazione contro l'Italia, che nel frattempo proverà a rispondere facendo notare che i risparmi sulle misure espansive come quota 100 e reddito di cittadinanza in realtà consentiranno di tenere più basso delle stime il debito italiano. Bisognerà vedere come va a finire. Per quanto riguarda invece la partita nomine, c'era un interessante aspetto, era questo incontro che c'è stato tra Conte e Weber, di cui forse parleremo più avanti, ma ti posso anticipare soltanto una cosa, cioè che lì si apre un'altra partita ancora, che non riguarda solo il Parlamento europeo, non riguarda solo la Commissione europea, ma inizia a riguardare la Banca Centrale Europea, perché abbiamo Draghi in scadenza e la Germania ha come candidato di punta Jens Weidmann, che è un falco assoluto, è stato un oppositore del quantitative easing, cioè della politica di acquisto dei titoli di Stato dei paesi in sofferenza, che ha consentito di tenere gli spread bassi nei paesi deboli dell'Eurozona, e quindi insomma si rischierebbe veramente di tornare a un'austerità hard, e a quel punto l'eventuale sostegno anche da parte dell'Italia a un candidato gradito alla Germania potrebbe servire per evitare invece che la Germania si prenda la presidenza della BCE. Benissimo, allora ci ha raggiunto in collegamento telefonico Lorenzo Castellani, politologo della LUISS. Ciao Lorenzo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora non so se hai ascoltato prima quello che stavamo dicendo. Allora oggi proprio si riunisce l'Eurogruppo, dove ci saranno tutti i ministri delle finanze. Non so se è già in corso la riunione, sul tavolo il tema della procedura di infrazione che riguarda l'Italia. Tu hai seguito insomma questa vicenda qui, che ne pensi? Sì, ma penso che più o meno siamo di fronte alla stessa musica che abbiamo visto negli scorsi anni. Sentivo anche quello che diceva Alessandro. Mi sentite bene? Sì, ti sentiamo bene. Ok. No, e quindi appunto ci ritroviamo in un solito schema. L'Italia ha problemi ovviamente irrisolti di debito pubblico e di finanza pubblica, ma allo stesso tempo l'Europa continua a essere immobile, che la crescita dell'intero continente tende a rallentare. Questo crea ovviamente un problema di convivenza sul lato italiano, con uno scarso spazio, diciamo, per avere e fare delle misure di crescita, ad esempio un taglio drastico delle tasse. D'altro lato però crea problemi ovviamente anche all'Unione Europea. Primo perché l'Italia è un paese grande, una manifattura forte, con un debito pubblico molto grosso, quindi nessuno si può permettere di buttare l'Italia diciamo o fuori dall'euro o comunque spingersela in certi sensi, e quindi ovviamente aumentare i rischi anche per i mercati. Dall'altro lato però nessuno vuole avallare la linea del governo italiano, che peraltro ad oggi non è nemmeno troppo chiara, su ovviamente ottenere una flessibilità in termini di regole e misure. Quindi ancora una volta siamo politicamente di fronte a uno stallo, a una situazione che va avanti da anni, con diciamo questo gioco di decimali che però sta distruggendo di fatto la politica europea e i rapporti tra le nazioni europee. Quindi cercare di trovare uno sforzo reciproco di mutua collaborazione, diciamo, tra l'Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea potrebbe essere positivo sia per il nostro paese sia per l'Europa in generale. Così noi andiamo verso un irrigidimento di rapporti che avrà delle conseguenze, o avrà delle conseguenze sui mercati, sull'economia, avrà delle conseguenze prima o poi politiche di disintegrazione dell'Europa.
Benissimo. Francesco, tu invece mi senti, Francesco? Certo, come no. Ecco, con te appunto ne abbiamo parlato anche al telefono, no, di questa questione di Juncker che dice l'Italia rischia, quindi ancora ci dice queste cose, no? Che ne pensi? Sì, Juncker continua a insistere perlomeno per pochi mesi o per poche settimane ancora, visto che fortunatamente ci sarà un ricambio e credo non verrà riconfermato Juncker, sarebbe veramente uno dei peggiori incubi per il popolo italiano, ma è veramente implausibile una riconferma di Juncker insieme alla Commissione europea. Ma il tema è questo, che è evidente ed ovvio che l'Italia abbia un problema col debito pubblico. L'Italia ha un grosso problema col debito pubblico, è un problema che ci portiamo dietro non dallo scorso anno, non dal 4 marzo 2018, non dal 2017, non ce lo porteremo dietro solo ed esclusivamente nel 2020, ma è un problema che il nostro paese ha da ormai 20-30 anni. Un problema che ad oggi, negli ultimi anni, dopo la crisi in avanti, è diventato ancora più grave perché a fronte di questo debito pubblico molto alto che continua a crescere, sono state fatte nel corso degli anni determinate manovre economiche che non hanno poi portato anche ad una crescita dell'economia italiana, cioè l'economia italiana è sostanzialmente ferma, c'è una crescita del 0,1-0,2%, il debito rimane adesso sostanzialmente stabile, comunque è in leggero aumento, quindi il vero e grosso problema della nostra economia non è tanto, o perlomeno non è solo il debito pubblico, è il fatto che a fronte di questo alto debito pubblico non riusciamo a crescere. Quindi è un cane, diciamo, che si morde la coda, perché per crescere che cosa serve? Servono delle manovre strutturali da un lato, servono delle manovre espansive e quindi va da sé che per fare determinate manovre, come per esempio l'abbassamento delle tasse, un forte abbassamento delle tasse come è avvenuto negli Stati Uniti sotto il governo Trump, va da sé che vada fatto leggermente più debito pubblico. Il vero tema su cui noi ci dovremo interrogare è: il debito pubblico si può realizzare in piccola parte per delle manovre quindi di crescita e l'Unione Europea può quindi darci una deroga da qua al prossimo anno, ai prossimi 2 anni di leggero aumento del debito pubblico a fronte di delle manovre espansive che facciano ripartire l'economia oppure no? Perché è chiaro che se l'Unione Europea continua a dirsi voi non potete aumentare il vostro debito pubblico e quindi conseguentemente non possiamo neanche fare determinate manovre economiche come la flat tax, ne cito una su tutti che è quella forse principale, è normale che l'economia è ferma, è stagnante e quindi conseguentemente se l'economia e i consumi non ripartono non si riesce neanche ad abbassare il debito pubblico. Poi non ci dobbiamo dimenticare però che a fronte di questa grave e grossa problematica, queste 2 gravi e grosse problematiche della nostra economia, ci sono determinati fattori che invece sono abbastanza positivi. Anzitutto quello che è il risparmio degli italiani e non dobbiamo dimenticarci che quello che vuole l'Unione Europea non lo dice esplicitamente ma implicitamente è così, è andare a tassare i risparmi degli italiani, quindi andare a fare una patrimoniale, che sarebbe una rovina per quella che è la nostra economia italiana. Quindi vogliono cercare di impoverire quelli che sono i risparmi del popolo italiano da un lato e poi c'è l'altro tema che è quello della solidità comunque rispetto ad altre nazioni, paradossalmente anche rispetto alla Germania abbiamo visto i problemi del sistema bancario tedesco con la Deutsche Bank, con la Commerzbank Bank, il fatto che comunque le nostre banche, nonostante tutti i problemi che hanno avuto negli ultimi anni, soprattutto le popolari, però le grandi banche continuano ad avere una buona stabilità. Credo che bisognerebbe ripartire da questi fattori che sono la solidità del sistema bancario da un lato e il risparmio degli italiani per cercare di costituire poi delle manovre realmente espansive con l'abbassamento delle tasse. Benissimo. Allora Alessandro, tu vuoi aggiungere qualcosa su questo? Volevo essere brevissimo, segnalare una cosa riallacciandomi a quello che diceva Lorenzo. Cioè qui tutto questo balletto sui decimali che si trascina da anni, litigi tra Commissione, Italia, governi, Juncker e via dicendo, in realtà ha poco a che fare con le questioni tecniche che vengono invocate come una giustificazione, cioè è tutto quanto un discorso politico, cioè è chiaro che c'è dietro una volontà politica perché non ci sono ragioni tecniche che giustificano l'applicazione di questi parametri, anzi se volessimo essere tecnici in senso stretto innanzitutto dovremmo ridiscutere la moneta unica
secondo luogo dovremmo ridiscutere l'utilità di certe regole europee, per cui non c'entra niente il fatto di doversi allarmare perché c'è uno 0, in più o uno 0, in meno. Ripeto, torno a citare Cottarelli perché diciamo è considerato un po' un rappresentante di questo schieramento dei competenti. Cioè lui stesso ha detto a un certo punto, ma se vogliamo negoziare con la Commissione europea, a un certo punto facciamo semplicemente i furbi, facciamo finta che vogliamo rientrare nei parametri e poi continuiamo a fare come ci pare, che è quello che hanno sempre fatto Francia e Germania. Per cui è difficile sostenere che ci siano ragioni tecniche che giustificano un allarme sui mercati piuttosto che una sofferenza dal punto di vista dei conti pubblici. C'è tutto quanto un gioco politico che ci riporta a tutto il grosso tema dello scontro tra l'elite cosiddetta dei competenti, e poi tanto elite non sono neppure, ne possiamo discutere magari prossimamente, e invece questa grossa compagine di nuove classi dirigenti che hanno una diversa impostazione culturale, che vorrebbero invece sostituire le vecchie classi dirigenti. È tutto un gioco politico che col tecnico ha poco a che fare, anche se ce lo vendono come una questione tecnica e quindi assolutamente calata dall'alto. Certo. Senti Lorenzo, con te vorrei parlare, ora vedevo una foto di Marco con Marine Le Pen, perché c'è stata appunto la presentazione di questa conferenza e ne abbiamo parlato prima. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo. Con te vorrei parlare dei mini bot, no? Cosa sono, a cosa servono, come funzionano e chi è a favore e chi no. Allora, io non sono un tecnico economico, ma vi dico, diciamo, la questione qual è. I mini bot sono stati votati dal Parlamento, sia dalle forze di maggioranza sia dalle forze di opposizione, e nascono come un sistema per velocizzare i pagamenti della pubblica amministrazione. Per alcuni, soprattutto per un certo mondo economico, i mini bot sono equiparabili però a una sorta di moneta parallela all'euro, perché chiaramente i mini bot potrebbero essere scambiati, quindi appunto essere oggetto di pagamento con una moneta. La questione, diciamo, controversa dal punto di vista economico verte su questo, tanto che lo stesso Draghi è intervenuto sostenendo appunto che nel caso in cui venissero utilizzati come moneta parallela sarebbero illegali perché confliggerebbero con le regole del sistema euro. Ora c'è una grande discussione, erano stati proposti, seppur in una forma differente anche nel passato, da Corrado Passera ad esempio, e oggi, diciamo, si torna a discutere appunto di questa forma. Bisogna capire, io non ho abbastanza capacità tecnica per dire quanto possano essere utili, sicuramente possono sveltire, questo sì, i pagamenti all'amministrazione. Bisogna capire se vanno bene alle aziende, perché chiaramente c'è una perdita degli interessi sui pagamenti, e questi mini bot avrebbero un valore, diciamo, leggermente al di sotto dell'euro, quindi chiaramente l'impatto con le imprese sarebbe: la pubblica amministrazione vi paga subito, ma rinunciate ovviamente a qualcosa della cifra reale che vi spetta. Quindi credo che sia una misura che vada discussa prevalentemente con il mondo imprenditoriale, piuttosto che, diciamo, inserita in una dinamica di moneta parallela e via dicendo. Quindi ecco, questa mi sembra grosso modo la questione di cui si parla. C'è grande polemica appunto perché un pezzo di mondo degli opinionisti dell'economia è molto allarmato da questo tipo di proposta che viene dalla Lega. Benissimo. Francesco, tu vuoi aggiungere qualcosa su questa misura? È una misura che anzitutto occorre dire, come già sottolineava Lorenzo, ma va ribadito il fatto che è stata votata da tutto il Parlamento italiano, e il voto sui mini bot penso sia una metafora della situazione della sinistra o del Partito Democratico in Italia al giorno d'oggi. Cioè il Partito Democratico prima vota la misura dei mini bot e poi fa un passo indietro dicendo che è stato un errore votarla. Quindi i casi sono due, tertum non datur: o da un lato il Partito Democratico, i tecnici del Partito Democratico evidentemente avevano studiato ai parlamentari quella che era la manovra e l'avevano ritenuta una possibilità per l'economia italiana concreta e quindi una alternativa
ai pagamenti della PA, della pubblica amministrazione, nei confronti anzitutto delle aziende, oppure il Partito Democratico va in Parlamento e vota a caso le misure, perché altrimenti non si spiegherebbe. Non credo che il Partito Democratico, per quanto nonostante si definisse il partito dei competenti, vada in Parlamento a votare le misure a caso, quindi evidentemente se è avvenuto un voto a favore dei mini bot, perché, come diceva anche Lorenzo, già in passato Passera o altri economisti avevano proposto questa soluzione, non è poi una soluzione così campata per aria. Dopodiché, perché hanno fatto un passo indietro? Hanno fatto un passo indietro perché si sono resi conto di aver comunque votato col governo e quindi si sono accorti di aver fatto una gaffa politica più che economica o tecnica. Per parlare dei mini bot occorre l'onestà intellettuale di dire che nessuno, e questo neanche ormai più la Lega o determinati soprattutto esponenti della Lega che in passato avevano posizioni più spinte sull'uscita dall'euro, nessuno vuole uscire dall'euro. Cioè i mini bot non sono una misura alternativa per l'uscita dall'euro nell'Italia, sono un tentativo di risolvere quello che è un problema endemico della nostra economia, perché è un problema che c'è da sempre, il fatto che la pubblica amministrazione paga delle fatture con dei ritardi incredibili, cioè soprattutto in alcune regioni del sud Italia. Un'azienda che lavora con la pubblica amministrazione riceve dei pagamenti addirittura dopo anni, che per qualsiasi azienda, chiunque abbia a che fare con il mondo imprenditoriale, sa che tra privati questo non potrebbe mai avvenire, anzi ci sarebbero probabilmente anche delle cause, delle strascichi legali, quindi bisogna risolvere in qualche modo quello che è il problema nei pagamenti della pubblica amministrazione. I mini bot possono essere senza dubbio un'idea, una misura alternativa. È evidente che però vadano studiati nel migliore dei modi e soprattutto bisogna poi capire se i mini bot possono essere immessi anche nel circuito dell'economia reale. Cioè se uno con il mini bot può andare a comprare il pane dal fornaio, può andare a comprare la carne dal macellaio, per essere terra, se così fosse è chiaro che avrebbero un utilizzo molto importante, quindi entrerebbero nel tessuto economico e a quel punto però l'Unione Europea direbbe state utilizzando una moneta alternativa, cosa che non potete fare. Se invece i mini bot vengono solo ed esclusivamente utilizzati, e concludo, all'interno di quello che è un sistema un po' più statale, quindi lo Stato va a pagare in modo anche più celere quelli che sono i propri debiti nei confronti delle aziende attraverso dei mini bot, e le aziende possono poi utilizzare questi mini bot per i pagamenti per esempio dell'IVA, per i pagamenti per esempio delle tasse, quindi dei pagamenti sempre nei confronti dello Stato. A questo punto non si potrebbe parlare di moneta alternativa. Benissimo. Alessandro, se vuoi aggiungere qualcosa, fallo pure. Di cosa ti stai occupando quest'oggi o per i prossimi giorni? Sempre temi europei o altro? Guarda, no, ci concentriamo un po' di più sul nazionale. Sì. Oggi in particolare c'è in ballo la questione di Radio Radicale e qui sulla radio della Lega mi tocca tirare un pochino le orecchie alla Lega. Nel senso che io ne avevo già scritto sulla Verità in realtà di questa cosa qui, notando semplicemente una piccola contraddizione nelle pretese avanzate da Radio Radicale, cioè la radio di più Europa, perché di quello si tratta ormai, quindi la radio di quelli che chiedono il libero mercato e alla fine fanno i liberisti con i soldi degli altri, nel senso che quando si tratta poi di dover stare sul mercato, in realtà Radio Radicale ha sempre campato con le proroghe delle concessioni, con i 250 milioni di euro di fondi pubblici in credo 25 anni, quindi insomma che fine abbiano fatto questi soldi non si sa. Oggi è arrivato alla fine il voto con cui anche Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno concesso un'ulteriore proroga del contratto, della concessione in realtà all'emittente, e quindi ulteriori fondi. Ira del Movimento 5 Stelle, ira di Vito Crimi, che era stato, avendo la delega all'editoria, era stato quello che più si era battuto per chiudere questa partita con Radio Radicale, ira di Di Maio, che ha parlato di maggioranza spaccata. Questa volta temo che forse abbia più ragione chi voleva rimettere subito a gara il servizio, perché poi Radio Radicale dice di voler partecipare a una gara pubblica per l'appalto. Però questa gara pubblica è una cosa di cui si parla da decenni e non si è mai fatta, quindi non vorrei che anche questa volta ricominciamo con la solita cosa, cioè proroga, fondi, gara sparita, proroga, fondi, gara sparita e via per i prossimi 25 anni. Quindi su questo confesso che vigilerò.
E quindi per domani, insomma, ti stai occupando di questo. Invece, Lorenzo, tu dove sei e quali sono i tuoi programmi? Ma in realtà molto preso dalle questioni accademiche, viaggi internazionali per conferenze, quindi a parte domani che sarò alle 10:30 alle News 24 sì. E poi il 19 che sarò a parlare dell'eredità del pensiero di Samuel Huntington ad un evento della Fondazione Craxi a Roma, poi sarò quasi sempre concentrato su cose di studio internazionali. Ecco, benissimo. Invece Francesco, tu di cosa ti stai occupando? Sì, diciamo, oltre a vari impegni tra interviste, quello che è il mondo del lavoro e quindi dell'editoria, nel mio caso in particolare sto ultimando le bozze di un report che ritengo abbastanza interessante, che uscirà in questi giorni per il Centro Studi Machiavelli, dedicato a quello che è il voto dei giovani in occasione delle elezioni europee in Italia. All'interno di questo report emerge un dato molto molto interessante, ovvero che se in Francia, in Germania o comunque nel resto d'Europa sono stati premiati i partiti più progressisti o comunque soprattutto i verdi da parte dei giovani, in Italia invece le forze più votate sono stati i partiti sovranisti. Il titolo del report sarà estremamente d'impatto, ovvero i giovani italiani sono sovranisti. Benissimo. Senti Alessandro, si parla ancora di Brexit, no? Abbiamo letto prima. Come andrà a finire questa storia qui della Brexit? Io penso che si possa andare veramente verso il famoso no deal, cioè la mancanza di un accordo con l'Unione Europea, perché vedo ormai muro contro muro, nel senso che da una parte ormai la linea dialogante della May che è stata sconfitta su tutti i fronti, abbiamo Boris Johnson in forte ascesa e Boris Johnson ha detto cascasse il mondo, a fine ottobre la Brexit si fa, e dall'altra parte tu mi ricordavi oggi con questa agenzia che Oettinger ha detto comunque che non ci saranno nuove negoziazioni, per cui insomma la Gran Bretagna sarà posta di fronte alla scelta tra accettare l'accordo che era stato stipulato dalla May oppure uscire senza nessun accordo. Alla fine probabilmente per la Gran Bretagna sarà meglio andarsene senza accordo. Peraltro molti analisti notano che alla fine la Gran Bretagna, anche in virtù degli accordi commerciali che potrà stipulare con Trump ha già parlato di un'intesa fantastica nel suo ultimo viaggio, quando che tra l'altro sarà l'ultimo impegno internazionale di prestigio per la Premier May, e alla fine insomma, la Gran Bretagna, anche con l'uscita senza accordo, molto probabilmente sganciandosi dal carrozzone europeo, in realtà guadagnerà più di quello che perderà. Sono stati fatti scenari tragici, non arriveranno più medicine, gli inglesi stanno mettendo da parte i beni di prima necessità, sono stufi, si sono pentiti, vogliono fare il secondo referendum. In realtà a quanto pare il consenso di cui potrebbe godere Boris Johnson addirittura dimostra che invece gli inglesi a questo punto vogliono persino l'uscita col no deal. Abbiamo visto d'altronde anche con tutto il denaro, i voti che hanno concesso al Brexit Party di Farage. Per cui insomma alla faccia di chi diceva che gli inglesi non volevano più la Brexit, sembra invece non solo che la vogliano, ma che la vogliano il prima possibile e senza compromessi. Lorenzo, una battuta su questo e poi anche tu Francesco e poi chiudiamo. Sì, le ambiguità in politica non pagano, quindi la linea May è stata assolutamente fallimentare, complice anche un partito molto diviso, e quindi come diceva Alessandro si andrà probabilmente a un no deal se Boris Johnson sarà primo ministro. Ovviamente chiarificherei sulla questione no deal, cioè significa che non si fa un accordo preventivo sull'Unione Europea, ma comunque la Gran Bretagna dovrà segnare una serie di accordi con gli altri paesi, inclusi quelli europei, quindi è non accettare, tra virgolette, la mediazione fatta da Barnier e dall'Unione Europea, ma questo non significa ovviamente che il Regno Unito sarà svincolato improvvisamente dal resto del mondo, come per l'appunto si diceva. È molto difficile prevedere gli impatti dal punto di vista economico-finanziario di tutto questo, era difficile farlo sul deal e sarà molto difficile farlo sul no deal. Registriamo solo che per il momento, dopo 3 anni di previsione da parte dei nostri amici economisti di catastrofe finanziaria su Londra, il Regno Unito cresce più della maggior parte dei paesi europei e le banche, incluse quelle tedesche, hanno ancora tutti i libri a Londra, e forse sarebbe bene che qualcuno inizi anche a domandarsi perché non li riportano in Europa. Benissimo, Francesco.
Ma se l'Inghilterra realmente dovesse uscire, come ormai sembra evidente, ad ottobre, quindi attraverso soprattutto una procedura di no deal, non realizzando poi quello che è il secondo referendum che è stato presentato in Italia soprattutto, ma anche nel resto d'Europa, in Francia, in Germania, come la panacea di tutti i mali, sarebbe una vittoria, e lo dobbiamo dire in modo esplicito, non tanto degli inglesi che hanno deciso di votare per il Remain, ma sarebbe una vittoria per la democrazia, perché la democrazia e i cittadini inglesi, la maggioranza dei cittadini inglesi, decise ormai nel 2016, pensate quanti anni sono passati, di uscire dall'Unione Europea. Se davvero il governo inglese, soprattutto se Boris Johnson riuscirà ad essere eletto come capo del partito conservatore, quindi successivamente potrebbe avere anche delle forti speranze di diventare premier della Gran Bretagna, quindi primo ministro della Gran Bretagna, se davvero ciò avvenisse sarebbe comunque una vittoria evidente per la democrazia. Perfetto, allora grazie mille ad Alessandro Rico, giornalista della Verità, Francesco Giubilei, presidente di Fondazione Tattarella, e a Lorenzo Castellani, politologo della LUISS. Grazie mille ragazzi e buon proseguimento di giornata. Grazie a voi. Grazie mille, grazie a tutti. Avete ascoltato Filo Diretto,